In un territorio vocato all'innovazione, la rivoluzione digitale va cavalcata anche dalle aziende più piccole e da quelle più tradizionali. A Padova, a Palazzo della Ragione, Assindustria Veneto Centro ha chiamato a raccolta i suoi associati. Comprendere per cambiare non è solo il titolo della serie di appuntamenti di alta formazione avviata nel 2014 a Treviso, ma anche una filosofia per compiere il proprio percorso di imprenditori. Nelle nostre aziende noi dobbiamo sforzarci di poter usare tutte le tecnologie, perché noi non possiamo conoscere il mondo in tempo reale se non siamo capaci di usare i mezzi che ci sono a disposizione. Quindi noi dobbiamo fare di tutto anche nel nostro sistema associativo per accompagnare le aziende, le grandi, le medie, le piccole, a capire che queste nuove tecnologie dobbiamo assolutamente, anche chi fa 1 milione di euro di fatturato, dobbiamo assolutamente essere connessi con queste nuove tecnologie digitali, è fondamentale. Molto spesso noi siamo innovatori di prodotto, ma dobbiamo essere anche innovatori di processo. Il digitale direi che è veramente un modo per andare sempre di più verso il mercato, avendo comunque una grandissima attenzione verso quelli che sono anche i propri fornitori e la filiera interna. A Treviso, Comprendere per cambiare, in 5 edizioni ha registrato 7.000 partecipanti in oltre 40 incontri. L'evento di Padova, un dialogo tra arte, teatro, antropologia e impresa, aperto a tutta la cittadinanza, ha inaugurato il nuovo ciclo 2019, con l'obiettivo di fornire spunti, idee e chiavi di lettura originali. Quando abbiamo avuto la ottima idea di strappare una penna all'occa e di usarla per cominciare a scrivere, abbiamo cominciato a scrivere 5 volte più veloce di prima. L'Europa si è riempita di cancellerie in un tempo brevissimo e gli equilibri di potere sono cambiati. Noi non ci rendiamo ancora conto di quanto lo strumento nuovo sia uno strumento dominabile, però quando lo avremo più controllato il risultato sarà fantastico.